Due omicidi di 'ndrangheta stamattina in Calabria. Il primo è avvenuto alla Mezzia Terme, dove è stato assassinato Francesco Torcasio di 20 anni, appartenente all'omonima famiglia di 'ndrangheta. Il padre Vincenzo era stato ucciso un mese fa. La vittima del secondo omicidio, avvenuto a Rosarno, è un pregiudicato, Francesco Giovinazzo, 31 anni. È stato avvicinato da alcune persone mentre si trovava in campagna, una delle quali gli ha sparato un colpo di pistola. Un operaio di 41 anni, Vincenzo Gargiulo, di Napoli, è morto stamattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, in località Ulivarella di Bagnara Calabra. L'uomo lavorava come addetto alla gru ed era dipendente della Staldi, la società impegnata nei lavori di ammodernamento della A3. 7 persone ritenute contigue alla cosca di 'ndrangheta dello Bianco, operante nel Vibonese, sono i destinatari di altrettanti provvedimenti di custodia cautelare in carcere che ha eseguito la squadra mobile di Vibo Valentia. Gli indagati sono accusati di estorsione aggravata dalle modalità mafiose, porto e detenzione di armi e munizioni e rapina. Ennesimo atto intimidatorio in Calabria. Nella scorsa notte una bomba è stata fatta esplodere contro una pasticceria situata in via Piave. L'esplosione ha provocato il danneggiamento della serranda e dell'insegna dell'attività commerciale ed ha coinvolto anche alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze.